Come primo atto, il Comitato di Presidenza provinciale rassegna le dimissioni e diamo inizio ai lavori proponendo alla Presidenza i seguenti compagni e amici: Vincenzo Calò, segretario della Giunta Nazionale; Angelo Rocella, presidente uscente; Alida Pizzetti, regionale presidente del Trapani; Gianino Lombardo, Eugenio Giannone, Maria Iacono, Ester Vedova, Mimmo Pistone, Caterina Sparacino, Davide Laso, Sasà Manganella, Tiziana Russo, Paolo Iacovinelli e Franco Cancelli. Questa è la proposta di presenza. Se ci sono integrazioni, proposte, siamo qui ad attenderle per valutarne e anche inserirle. C'è qualcuno che propone qualche inserimento? Nessuno, quindi mette ai voti la proposta che è d'accordo alla sua mano. Scrutatori. Nominiamo scrutatori il professore Domenico Mondo e il dottor Davide Laso. D'accordo? Quindi la proposta è approvata. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora diamo ora la proposta per le commissioni del congresso, che sono la commissione elettorale, che come tutti sapete è la commissione che ha il fastidio di compilare una lista di possibili candidati al comitato provinciale, e la commissione politica, che è il compito di elaborare un documento politico come risultanza delle aspettative delle conclusioni del congresso. Per la commissione elettorale si propone Pistone Mimmo, Lombardo Giannino, Ester Vedova e Maria Iacono. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Commissione politica: Angelo Ricella, Mario Mallia, Massimo Raso, Tiziana Russo, Carmela Bessana e Sasà Manganello. Chi è d'accordo alza la mano. Il contrario, si astiene. Scrutatore, professor Marco è scritto in penna con la regia del presidente Ricella, che non si capisce niente. Professor Domenico Mondo come scrutatore e il dottor Massimo Raso. Il segretario è Caterina Sparacino, qui presente, che farà segretario della salute. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Scrutatori e segretario. Prima di iniziare i lavori, io intervento, desidero dire due cose. Il Presidente del Consiglio Comunale ci ha fatto un messaggio augurandoci buon lavoro del congresso. Non è potuto venire presente perché aveva impegni di famiglia. Questo era il suo motivo. Io modestamente mi permetto di fare un ricordo dei compagni elettori aggiunti e Salvatore Di Pietro. Ricordare Salvatore Di Benedetto, Vittorio Aggiunti e altri combattendo per la libertà non è mai un esercizio retorico né un ripetitivo di fare. Ricordare è doveroso non solo per riconoscere l'orario dei momenti, ma anche perché rappresenta un momento alto di efficienza della memoria necessario per sapersi orientare nel presente e per trovare specialmente nelle nuove generazioni varie direttrici per costruire un futuro migliore di pace e di libertà per tutti. Le continue guerre, segnatamente quella dell'Ucraina, ci insegnano che la pace, la libertà e la democrazia non solo, come avevamo pensato fino all'altro ieri, valori così, ma sono giorno dopo giorno messi in pericolo con tanti episodi di rigurgiti reazionari, da volontà di potenza e da istinti brutali che ci
pronto a distruggere e a usare violenza per provocare disastri. Proprio per questi motivi credo che ricordare Vittorio Benedetto e Vittorio Giunti sia utile e necessario per ricondurci a un impegno volto a contribuire alla costruzione di una condizione umana più flessibile e ragionevole che possa fondarsi sulla pace e sulla libera convivenza civile. Il percorso di Salvatore Benedetto e Vittorio Giunti si intreccia fortemente con un lungo pezzo della storia d'Italia della Zona. Ho conosciuto Vittoria che ero un ragazzo. Avevo simpatizzato con piccolo Alessandro che lei chiamava padre. Il mio tipo di bambino non ero proprio. Padre mi aveva invitato a casa sua a giocare a Monopoli. Non sapevo ancora niente del passato di Vittoria. Rimasi però subito affascinato dai suoi modi ordinati, dalla sua parlata musicale espressiva, oltre che dalla sua giovinezza. Quando poi invece che era già sindaco e deputato, ebbi i primi contatti qualche anno dopo, quando mi iscrisse alla PTC. Avevo sentito parlare di lui come di un partigiano che aveva combattuto la resistenza, ma non aveva una cognizione precisa dei suoi trascorsi. Lo conobbi meglio quando entrai nel gruppo dirigente del partito come delegato della PTC. Un giorno avemmo una discussione sulla storia della resistenza e correttamente a quando riportava i miei testi scolastici, quindi mi disse che alcune notizie lo riportavano veramente tutti i anni. La resistenza al fascismo non si limitava al solo periodo del 43-45, ma bisognava includere anche la resistenza di molti che clandestinamente, a prezzi di cui sacrifici, si erano opposti al fascismo. Oggi tutto ciò sembra ovvio, ma allora specialmente chi, come noi, aveva poco tempo per approfondire l'argomento come così. Appresa allora, ma per sommi capi, che toccò già nel 1932 e giovanissimo aveva partecipato attivamente in un improvvisato sciopero di operai che stavano lavorando mal pagati per 12 ore al giorno alla costruzione della strada provinciale per fare i lettori del Regno. Mi parlò anche di Cesare Sessa, che era stato già fondatore nel 1921 del Partito Comunista d'Italia, componente della prima Unità Nazionale. Nel seppure in quel tempo aveva nascosto, già allora letto a Cartagine e che aveva il video protagonista di Gramsci italiano. Avrei voluto approfondire gli argomenti di cui avevo ricevuto le notizie, ma a parte l'opera di Marx e il quaderno del carcere di Gramsci, sulla storia dei comunisti siciliani durante il fascismo non trovai nulla. Poi di Benedetto, ma personalmente ho fatto quella di Noverno, di Alonzi, di Fiscia, delle idee di Engels che le nostre erano considerate terra del socialismo spontaneo. Ne parlò poi dei suoi rapporti con altri giovani fascisti, da tutti i cavalieri Bucatù, con Piero Poleani, con Pensetta, come il Bobo Fabio Cinciano, con Monte Albano Santuccio di Sina, deve contribuire a creare una rete di rapporti in provincia di Argento e Castellsetta, studenti a Palermo di aver allacciato rapporti con altri antifascisti come Franco Grasso, Vito Capà, Ettore Gervasio, Istituto della Nova, Ciccio Ponti, Nino Graccheo e altri. I rapporti con l'autori divennero più stretti quando Fioretto, consigliere comunale, assessore alla giunta, di cui egli era sindaco. Durante il viaggio a Palermo per andare a vari assessorati, stimolato da me e raccontò che tradito e deferito allora la polizia veda fascista venne inviata prima in Africa a spaccare Pietro, poi con vino a Medotino, da dove sarà trasportato in catene allo Stato di Palermo per sostenere gli esami di laurea e di giurisprudenza. Di Pietro raccontava: non indossavo l'orbace, cioè la camicia nera. Un professore mi dava qui, poi gli dissero che ero e si calmò. Finita la guerra si era ripetuto. Lo trovai nel 1946 a Roma, nel quinto congresso del Partito Comunista Italiano. Affascinato e stimolato da questi racconti, cercavo di storia, ma non trovavo nulla. Solo nel 1983, al libro di Cesare Pillon, I comunisti nella storia d'Italia, trovai citato il nome di Benedetto come combattente della resistenza a Milano e basta. Nella prima edizione della monumentale storia del Partito Comunista Italiano, Paolo Spriano aveva scritto poco niente sul contributo di Giuliano alla lotta alla resistenza. Diventa allora scrisse una nota a Spriano, di cui conservo l'originale, poiché io stesso a dattilografarla, riportando fatti, avvenimenti che prima
prima mi avevano solo accennato. Spiano colmò la lacuna, sebbene in parte, nella seconda edizione. Di Benedetto che prima d'allora ne aveva parlato poco, solo a pochi intimi, compresi quegli avvenimenti che andavano raccontati per trasmettere le nuove generazioni, per sensibilizzarli alla lotta per la libertà e la democrazia. Così si decise a scrivere la Sicilia alla Sicilia, dove percorre tappe della sua vita in Sicilia e nei suoi particolari. Solo allora molti apprendemmo con completezza quello che Di Benedetto spontaneamente ci aveva raccontato. Scontato la pena e liberato da Ventotene nel 1941 va a Milano, dove alloggia l'Angelo Beduglia, traspadalese, che con la moglie Santina e Chiodini Bergamasca sono combattenti antifascisti. Angelo, operaio metalmeccanico specializzato e componente dei CAP, dei gruppi di azione patriottica, e collabora con Giovanni Pesce. La loro casa sarà un porto sicuro per tanti antifascisti. A Milano Di Benedetto costruisce una vasta rete di rapporti con intellettuali e politici, tra cui i Vittorini, Renato Guttuso, Paolo Steiner, Manuel Riccarda, Pietro Bravo, C.S. della Bibbia, Ciro Contecorvo, Giancarlo Paetta. Lega di più con il Bravo, Vittorini e Steiner. In Bravo prenderanno un momento di Corvo nel suo libro Volevo la Luna e Vittorini ne scriverà il suo libro Diario in pubblico. Steiner, eccellente laico, famoso a livello internazionale, verrà spesso a trovare l'Alfarale, dove proprio in casa di Benedetto terminerà i suoi giorni nel 1964. Per vivere da lezioni private, contribuisce a redigere un foglio del combattente, che distribuisce direttamente e scrive per l'unità clandestina. In collegamento con Luigi Longo riceve l'incarico di commissario politico delle formazioni partigiane private del Val della Lombardia, con il compito di stabilire collegamenti con il partito. Fa molti proseliti, tra cui Gianfranco Mars, di cui l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della nascita. A Milano incontra Vittorio Giundi, staffetta partigiana. Nasce un legame affettivo che durerà tutta la vita. Anche Vittoria, fiorentina di famiglia benestante. Il padre è un altro dirigente della ferrovia. Terminato il liceo si iscrive in matematica e fisica all'Università di Roma e poi frequenta la scuola di matematica di via Panisterna, la scuola di Fermi, a Marco, Maiorana. Insegna matematica in qualità di assistente all'Università di Firenze e poi entra nella resistenza con l'incarico di recapitare documenti segreti e diversi nuclei del partito. Sfiduciato Mussolini il 5 luglio del 1943 dal Gran Consiglio fascista, Di Benedetto organizza assieme a Gianzino Ferrata e i Vittorini e Pietro Bravo una grande manifestazione in Piazza Nuova a Milano. Viene designato Di Benedetto per commissario, ma gli viene meno la voce per tutta la sera prima nell'annunciare a squarciagola la svolta storica. Parlerà in grado come riportare il domani il Corriere della Sera. Questi fatti saranno raccontati da Ingrao allora Presidente della Camera dei Deputati nella sua venuta a Grotte, il paese di Sodoma. Di Benedetto, Ferrata e Vittorini saranno arrestati e tradotti in carcere di San Vittore, riusciranno a fuggire dopo l'8 settembre del 1943 favorite dai massicci bombardamenti alleati in Milano. Di Benedetto a piedi ripara in Svizzera, trasferitosi poi clandestinamente a Roma con il nome di Battaglia di Aurelio, opera Tivoli nel Carnano, con l'incarico di dirigere azioni tra guardia degli uffici e impianti industriali e centrali idroelettriche per evitare che i tedeschi, ormai in rotta, li distruggano. Durante un'operazione militare in un boschetto presso Tivoli viene ferito in modo devastante al volto da una bomba. Si ritrova senza dormenti in un letto ospedale, sfinito con il volto coperto da penne. Resta scoperto solo l'occhio sinistro, rimasto illeso, è riuscito a scrivere solo un biglietto affidato a un infermiere con il nome Vittorio Giundi. Quando Vittorio racconta Di Benedetto, informato al partito, arriva nella camerata e felicito di tutti i letti con decine di feriti, gravemente, non riesce in un momento a riconoscere, sta per andare via. Totò freme, ma non può pesarla perché è impossibilitato a parlare. Vittorio però non si arrende, ritorna con un pallone di speranza e si avvicina a quell'uomo che con un occhio solo scoperto sempre bravo. E tornò, non si separeranno più. Dopo la liberazione dell'Italia dal fascismo, guarito ma con il volto di sfigurato, Di Benedetto torna a Milano, dove ricopre l'incarico segretario della Nazione Comunista. Vittorio è chiamata a dirigere la Casa della Cultura di Milano e fonda la rivista Le Donne,
sarà impegnata nella commissione istituita dall'Assemblea Costituente per riconoscere il diritto di voto alle donne. Ritornato in Sicilia, il Benedetto è chiamato a dirigere la Federazione Comunista di Palermo. Riceve in seguito diversi incarichi di partito fino a che nel 1954 decide di tornare alla Ferrara in provincia di Vicenza. Sarà sindaco per più di 25 anni, deputato per diverse legislature e senatore. Troverà per Ferrara un paese elevato politicamente e forgiato dagli insegnamenti di Sessa, un terreno fertile per affermare gli ideali per cui aveva sempre combattuto. Anche Vittorio, sebbene continentale non parlasse siciliano, riesce con la sua sensibilità di fine intellettuale a stabilire una forte sintonia con l'ambiente e con le donne, contribuendo a sviluppare un forte movimento femminile e ad essere scelta per diventare sindaco di Santa Elisabetta nel 1956, una delle prime donne sindaco di Sicilia. A noi e a tutti quelli che abbiamo conosciuto e collaborato hanno trasmesso molti insegnamenti e valori, in primo luogo l'impegno a lottare per la democrazia e la libertà. Il Benedetto diceva sempre, quando ci affascinava col suo eroe colpito e disarmante, la democrazia e la libertà sono beni inestimabili, ma non sempre acquisiti per sempre. Bisogna difenderli e farla avanzare giorno per giorno. Occorre una continua lotta perché ci sarà sempre qualcuno che vorrà conculcarla. Non mancava mai nel discorso di richiamarci ai valori della resistenza e esortare il popolo lontano. Questa sua attenzione di area non si limitava mai, non si arrendava mai, anzi la traduzione in fatti concreti. Ricordo due episodi. Durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento nel 1958, un oratore che iniziava per il movimento sociale ebbe l'ardire di dire che il 25 aprile non c'erano di tutto. Il Benedetto, che allora fumava il sigaro, glielo lanciò contro e poi si rivolse al maresciallo dei carabinieri che ascoltava indolente e gli intimò di farlo smettere, altrimenti avrebbe provveduto egli stesso. Molti dei presenti si unirono alla protesta e l'oratore, scornato, chiuse il discorso. E di un'altra volta mi ricordo, eravamo in via Atenea per celebrare come ogni anno il 25 aprile e ci stavamo recando in via Ticani, dove era la sede della Federazione Comunista. Arrivati di fronte a Scalia, vedemmo affisso al muro una bacheca con un manifesto inneggiante a Mussolini e che manifestamente dileggiava la festa della Federazione. Totò non ci pensò due volte. Con un balzo passò dall'altra parte e strappò la bacheca e la fracassò a terra. Un altro insegnamento dell'amore per lo studio e la cultura. Solo chi ha strumenti per interpretare la realtà andrà avanti. Ed è per questo che, non appena eletto sindaco, vuole istituire la biblioteca comunale, dotando di tanti volumi ed enciclopedie, per dare anche agli studenti meno la possibilità di avere gli strumenti per fare ricerche e sapere. E per i giovani vuole istituire il villaggio dei giovani con pensamento di terreno poco distante dal centro abitato, strappato all'Inguria. Il villaggio, con l'andare del tempo e sotto la nominata direzione di Nino Cuffaro, diventò un centro culturale internazionale, dove si svolgeva il tema scolare, ma anche l'organizzazione teatrale, l'amministrazione culturale dell'Alto Albergo, che hanno visto la presenza oggi di Enzo Essi e di Mimmo Galletto, anche intellettuali come Andrea Camilleri, Michele Passalacqua, Gian Becchina, il professore Massimo Ganci e altri. Di Benedetto è stato anche un eccellente scrittore e fine poeta. Dalla Regina della Sicilia nel 1979, la Regina dell'Unisola nel 1986, il Persone nel 1990, il Paese del Marinaio nel 1998, con romanzi di un autore con lo stile elevato e forbito, ma nel contempo coinvolgente e accessibile a tutti, indicando elementi biografici, vicende storiche nazionali e locali, stimola il lettore a voler sapere di più ed allargare l'orizzonte di studio e di ricerca storica. Nell'ultima intervista rilasciata insieme a Vittoria allo scrittore Alfonso Guerri, di cui c'è il video, Di Benedetto alla fine, rispondendo a una domanda di Rocco, dice: vorrei che rimanesse il ricordo di me, che qualcuno si ricordasse di me anche 10 o 20 anni dopo la mia morte, così da allungare in un qualche modo la mia vita. Noi rispondiamo con i versi che chiudono l'opera dei corpi di Bosco e tu non ho pianto che tolerai. Ove pesando e lacrimato il sangue per la pace versata, e finché il sole splenderà sulle scivole mani. Diamo la parola ora ad Alfonso Buscemi, segretario provinciale della Camera Generale del Lavoro, che ci parlerà, ricorderà Piero Mancione, che ci ha lasciato di recente e che è stato un grande combattente della
del lavoro, segretario provinciale del CGR e anche vicepresidente provinciale dell'ANPA. La parola a Tocco Cuscini. Grazie compagno Giannino, grazie Angelo Lucella, grazie a tutti voi. Vi devo confessare che non mi è facile emozionarmi, di congressi ne abbiamo fatti a riose, i capelli ci tradiscono la nostra età, però vi garantisco che in questo momento, in maniera particolare, nel vedere tutti questi compagni dove da tanto tempo si è smarrito e vederci tutti insieme mi dà una sensazione di gioia, una gioia che è mista al sentimento di rabbia per quello che stiamo attraversando in questi giorni, dove in maniera incredula assistiamo ad una guerra dietro la nostra porta, e ci fa capire quando l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha ancora tanto lavoro da fare. Per 77 anni abbiamo ricordato nelle nostre piazze italiane quello che è stato la sventura del nostro tempo, le due grandi guerre, la seconda guerra mondiale. Qualche volta negli ultimi anni quasi ci si trascinava in maniera stanca, ma abbiamo fatto bene a ricordarci che la democrazia va conquistata ogni giorno. E allora Giannino ci ha ricordato di due compagni che quella tragedia l'hanno vissuta sulla loro pelle e quelle lotte l'hanno fatto in prima persona per consentire a noi di essere qui quest'oggi in maniera libera, a confrontarci, a parlare di politica, a piangere i nostri morti. A me il compito di ricordare un altro compagno che non ha fatto la guerra con le armi, ma che ha combattuto in maniera convinta per la democrazia. Piero Mangione, pacifista per eccellenza, tanti di voi lo hanno conosciuto, tantissimi di noi lo abbiamo avuto in CGIL, e a volte io lo sfottevo perché nei momenti di difficoltà usavo le sue parole, ghiaccio in testa. Questo dimostra quando da bravo sindacalista, ma da grande compagno che ha speso la vita per la pace, diceva sempre, osava dire, quando c'erano grandi difficoltà, ghiaccio in testa, calma, vediamo come risolvere i problemi. Piero Mangione, tra i tanti suoi insegnamenti, questo ci ha lasciato. Un uomo vissuto per le nostre organizzazioni, uomo di partito, uomo del sindacato, uomo dell'Associazione Nazionale Partigiani. È stato per tanto tempo braccio destro dei presidenti provinciali di turno. Uomo che si è consumato la sua vita per la democrazia, per l'associazionismo, dividendosi con le famiglie. E anche lì ci ha lasciato un altro grande regalo, le due figlie che risiedono ad Agrigento, compagne impegnate tutti i giorni dentro le nostre associazioni con i nostri valori. E Franca, la moglie, permettetemi un abbraccio particolare, non è potuta venire, a differenza delle figlie che sono qua, che non si sono ingelosite di questo rapporto morboso per questo impegno politico sindacale di Piero. E allora, compagne e compagni, dobbiamo avere la forza di continuare. Abbiamo e dobbiamo avere la soddisfazione che si sta facendo un grande lavoro. Tanti di voi da tanti anni che si sono impegnati nel rapporto con l'ANPI, con il sindacato tutt'oggi, ma tanti di noi possiamo apprezzare oggi la presenza di tanti ragazzi, come non sottolineare i ragazzi della rete degli studenti medi, che combattono anche loro nelle piazze molto spesso rispetto ai valori che noi nel tempo abbiamo cercato di non far decadere. Oggi c'è una nutrita presenza di questo gruppo
e questo Angelo, compagni e compagni, ci deve dare la forza di continuare ad accompagnarli per lasciare a loro il testimone di non arrendersi mai, di difendere sempre le proprie idee, di difendere la democrazia, perché se non lo facciamo noi, gli altri, questa democrazia, questi valori tenderanno a riprenderseli, come sta cercando in questo momento la Russia di farlo con la forza. E noi, per rispetto di questi compagni che oggi stiamo onorando con il ricordo e per rispetto dei nostri figli ai quali dobbiamo questo nostro impegno, non lo dobbiamo consentire. Grazie e buon congresso a tutti. Ci corre l'obbligo di annunciare che in sala abbiamo degli ospiti eccellenti, il sindaco di Favara, il dottor Antonio Columbo, che salutiamo, la sindaca dell'Alessandria della Rocca, Giovanna Cubello, il pittore Silvio Benedetto, la pittrice Silvia Lotti e il rappresentante del Partito Democratico provinciale Tiziana Alesi e della dottoressa Della. Ora diamo la parola al senatore Lauricella che farà la relazione dell'ultima. Care compagne, cari compagni, cari amiche, amici dell'ANPI, inizio dicendo che mi sono imposto la brevità anche nella relazione, perché chiederemo poi agli intervenuti al congresso di limitare il tempo degli interventi. Abbiamo certamente bisogno di una discussione larga e approfondita e il congresso va considerato come inizio, come apertura di questa larga e approfondita discussione sulla situazione nazionale e anche sulla situazione della provincia di Agrigento e della Sicilia, sulle nostre forme organizzative e sul modo in cui si debba svolgere in futuro la riflessione e la battaglia anche militante dell'ANPI. Noi dovevamo fare il congresso un anno fa, la pandemia ha reso impossibile la celebrazione del congresso e naturalmente stiamo ora a riprendere questa discussione. E in questa fase si sono accentuati certamente tutti i problemi organizzativi che sono grandi per l'ANPI di Agrigento e si sono accentuati per il fatto che la pandemia ha portato al blocco completo quasi dei rapporti umani, delle nostre riunioni in presenza. Quindi abbiamo bisogno di aprire una discussione su di noi, sul nostro modo di essere, e però non possiamo facciarci a una valutazione di quello che sta succedendo nel mondo, sull'invasione dell'Ucraina, dell'attacco criminale che la Russia, Putin in particolare hanno compiuto. Sta costando migliaia e migliaia di vittime innocenti, civili. Qualcuno ha voluto anche in questi giorni aprire un dibattito che a noi è sembrato un dibattito anche di lungo respiro, che fosse fatto solo di solidarietà, che è seguita persino una polemica nei confronti del presidente nazionale dell'ANPI, Pagliarulo, che noi salutiamo. Qualcuno ha anche obiettato sulla posizione dell'ANPI, ma basta pensare al nostro inno, Bella Ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E noi stiamo con le vittime, non stiamo mai con gli invasori, stiamo con coloro che difendono il loro territorio, che difendono le loro famiglie. I partigiani hanno lottato
l'invasione nazista del nostro paese e contro il fascismo serbo che aveva svenduto la patria al nemico, che aveva diviso in due l'Italia. E i partigiani hanno lottato per costruire l'Italia democratica. Le radici dell'Atri stanno lì, per questo noi siamo con gli ucraini, con le vittime, e siamo non solo perché si diano armi, ma perché si fermino le armi e la democrazia possa trattare la pace. Noi siamo contro qualsiasi atto che può provocare un allargamento del conflitto. Siamo contro il coinvolgimento di ogni altro paese, in particolare quelli della NATO, perché ciò porterebbe alla guerra mondiale. Noi siamo con un movimento che lotta per la pace in tutti i paesi del mondo, Russia compresa. Abbiamo in questo periodo un insieme di paesi colpiti da guerre che sono dimenticate: la Siria, lo Yemen, l'Iraq, il Centro Africa, l'Etiopia, il Sudan, l'Afghanistan fino a ieri e ancora oggi per le persecuzioni che ci sono, per le tensioni che ci sono con la Corea del Nord e Taiwan, che sono degli elementi che mettono certamente in crisi la pace mondiale. E allora pensiamo che bisogna allargare il pensiero, che bisogna lottare contro l'insieme delle guerre, perché allargare, se ogni conflitto di questi conflitti si allarga, alla fine quella che arriva è la guerra di tutti contro tutti. E l'allargamento delle armi porta a questo. Noi vogliamo ragionare sul pacifismo. Qualcuno in questi giorni continua a irridere un certo pacifismo e propone una via agli armamenti, alla difesa, al coinvolgimento, a mettere in campo aerei e situazioni, organi, diciamo, logistici della NATO che possano aiutare gli ucraini. Ma in questo modo non so se si aiutano gli ucraini, se un allungamento della guerra non serve a portare più vittime e se un allargamento della guerra non possa portare ad allargare il disastro anche all'interno dei nostri territori. Noi chiediamo che ci si metta un po' a pensare, che non si segua solamente l'ondata, che si rifletta su questa situazione, che bisogna guardare al presente, ma riuscire ad avere uno sguardo lungo sul futuro, sull'avvenire di questo mondo. Noi in questi anni abbiamo avuto un ritorno indietro. Avevamo un mondo che era diviso in due grandi blocchi, ognuno aveva le sue sfere di influenza, vi era una strategia dell'equilibrio complessivo delle forze e il terrore organizzava la pace in un certo senso. Però è crollato un muro, è crollata una concezione, una delle due basi che reggevano a questo mondo bipolare, e alla fine io credo che con grande arguzia, sagacia e anche oltre al futuro, Gorbaciov allora propose, intanto che i paesi dell'Europa che non facevano parte della NATO potevano scegliere governi di tipo diverso da quello socialista, ma non doveva intervenire la NATO nei loro territori. E poi propose, e i presidenti americani, prima Reagan e poi
padre, raccolsero questa proposta, che fu quella di arrivare a un equilibrio delle armi che fosse basato non sulla costruzione delle nuove armi, ma sulla distruzione del vecchio armamentario che c'era. E guarda caso si era cominciato a guardare a un mondo migliore. Solo che c'è qualcuno che ha pensato che invece poteva approfittare della debolezza degli altri e piazzare degli avamposti. E questo è quello che è successo. Il guaio è che poi questo mondo, che non era più bipolare, in ogni regione ha piazzato dei centri di guerra. E così si sono sparsi all'interno di tutta l'Africa, nel Medio Oriente, in Asia, e noi siamo stati a guardare o abbiamo partecipato con quelli che abbiamo chiamato il peacekeeping, e quindi gli interventi in Libano, eccetera. Ebbene, tutto questo è avvenuto fino a quando la guerra non l'abbiamo avuto in casa, perché l'Ucraina è casa nostra. E allora bisogna pensare a quale può essere il ruolo dell'Europa per far cessare questa guerra e per aprire una discussione che possa portare alla pace. E certamente non può essere la produzione di nuove armi che si porti in questa direzione, non può essere l'allargamento dello scontro, ma deve essere quello di una presa di coscienza che possa sventare l'insieme delle bugie che si dicono su questi argomenti per difendere anche una corsa agli armamenti e cominciare a rifletterci. C'è una novità terribile in questi giorni che sta passando assolutamente sotto silenzio. La Germania nazista, che fu responsabile della guerra e della distruzione dell'Europa durante la seconda guerra mondiale, ha portato con sé un veto da parte degli stati vincitori. Quel paese non doveva riarmarsi. Io sono convinto che forse bisognerà pensare che la Germania, che deve svolgere un ruolo all'interno dell'Europa, il ruolo che le spetta, possa partecipare a una politica di difesa e a una politica estera assieme a tutti gli altri paesi europei. Sta invece avvenendo qualcosa di diverso. Il veto è scaduto per certi aspetti e nessuno ha avuto nulla da dire che il cancelliere socialdemocratico attualmente in carica annunziasse che la Germania pensa nel prossimo anno di cominciare un armamento della Germania e di avere stanziato 100 miliardi di euro a questo fine. Ritorniamo alla fine della prima guerra mondiale e nei pressi, diciamo, della seconda guerra mondiale. Noi abbiamo bisogno invece di valutare queste cose, di far crescere un grande movimento per la pace e di chiedere ai politici di aprire gli occhi. Io in questi giorni sono stato ad Agrigento e ho partecipato a una grande manifestazione studentesca. Erano due, una a Favara, dentro il castello, con delegazione di tutte le scuole di Favara. Favara in questo momento stanno svolgendo un'attività importante, e una ad Agrigento, a Villa Configlio, gremita di migliaia di giovani. Bene, bisogna guardare, stavo pensando, chiedere ai bambini quali sono le cose giuste. Non erano bambini, erano ragazzi cresciuti di 18, 20 anni, studenti di liceo, e avevano capito tutto. La proposta che veniva da quelle manifestazioni era quella di sviluppare un grande movimento per la pace, di dare la giusta difesa all'Ucraina, di promuovere l'accoglienza, di promuovere sottoscrizioni, fare in modo che queste popolazioni entrassero in tutti i paesi dell'Europa e che fossero accolti, di pensare anche a come aiutare la ricostruzione di questo paese che viene continuamente distrutto.
E poi naturalmente aggiungevano che erano contro nuovi armamenti. E quindi io penso che questa questione del riarmo debba diventare la via da seguire. Noi dobbiamo evitare che ci sia un riarmo enorme che distruggerebbe certamente la volontà di pace delle popolazioni, che certamente non potrebbe arrecare che lutti. Il vecchio detto, se vuoi la pace prepara la guerra, se vuoi pace prepara il bellum, è un detto che ha sempre portato alla guerra. Noi dobbiamo dire con forza che se vogliamo la pace va preparata, e la pace non si prepara con gli altri. E allora è il caso di riprendere le iniziative diplomatiche, è il caso di cominciare a far discutere come trovare un equilibrio, perché un problema dell'equilibrio degli armamenti esiste e la via migliore è quella che era stata trovata ai tempi del 1988-90, nel periodo di Gorbaciov, quando si cominciarono a distruggere le armi. La pace si fa distruggendo con le armi. C'è un altro aspetto, che la guerra distruggerebbe quella che è la più grande battaglia che abbiamo avuto in questo periodo nel mondo, e che è quella per la salvezza del pianeta. Un inquinamento tremendo sta distruggendo il pianeta e non può essere sotto la guerra. La guerra accentua questo inquinamento, ma la guerra e anche la produzione delle armi accentua questo inquinamento in due modi: sia perché producendole si produce inquinamento, sia perché si tolgono enormi risorse che poi possono essere dedicate alla vita degli uomini, a nutrire gli uomini e anche a salvare il pianeta. Allora quello che io propongo, quello che credo che l'ANPI nazionalmente debba proporre, che debba nascere, che dobbiamo essere promotori di un grande movimento di massa che metta assieme il movimento pacifista e il movimento ambientalista, che in questo caso sono una sola cosa e sono la forza della salvezza del pianeta. Naturalmente sarà necessario su questo terreno aprire una campagna, coinvolgere i partiti, coinvolgere i sindacati, coinvolgere le forze democratiche, e sarà il caso di rivolgersi a tutte le persone di buona volontà, ai giovani in modo particolare, che sono quelli che hanno animato con forza il movimento avversarista, e dico anche ai vecchi come noi, come Alex Zanottelli, che in questi giorni ha parlato contro le guerre e che ha criticato questo armamento, questo aiuto dato all'Ucraina, che rischia di essere l'aiuto che la distrugge. Quindi avanti con la creazione di un grande movimento per la pace e per il disarmo. Naturalmente noi non possiamo fare di questo congresso solo una discussione su questioni di politica internazionale. Vi sono anche problemi nostri che abbiamo, il dovere nostro di ANPI, sapendo che l'ANPI è forza che sostiene la democrazia, una democrazia che deve essere forte e che deve sapere intervenire e bloccare tutti quei gruppi che vogliono ritornare al passato o che si presentano come si presentavano allora i violenti del passato. Noi assistiamo a gruppi di fascisti, a milizie in vario modo organizzate, che si organizzano tra gli uscialzi dei campi di calcio, che promuovono violenza in continuazione, si organizzano in circoli fanatici dove riprendono i simboli e le liturgie del fascismo, che organizzano spedizioni punitive e aggrediscono dirigenti democratici, giornalisti, bande organizzano guerre di bande all'interno delle città.
e hanno spalleggiato il movimento Novax cercando di strumentalizzare anche lo stesso movimento Novax, e hanno aggredito le forze dell'ordine, hanno assaltato la sede della CGIL, dove si organizza e si difende il mondo del lavoro, che sta oggi vivendo una situazione particolare in cui sembra essere finito il rispetto, o almeno in crisi, che c'era per il lavoro, per il salario, per la vita dei lavoratori, perché non era più successo dalla fine della liberazione nell'Italia democratica che un lavoratore, diciamo, che lavorasse in un'azienda con i contributi e tutto, potesse ritenersi povero. Oggi invece qualcosa di questo genere succede. Il baluardo a questo ritorno indietro e allo schiavismo verso certi emigrati che arrivano nelle nostre zone è la CGIL ed è anche il movimento sindacale. E allora è chiaro che c'è qualcosa di questi gruppi che va combattuto e va applicata la legge, la Costituzione e la legge. Si tratta di gruppi che sono fuori dalla Costituzione, vanno messi fuori dalla legge e vanno considerati per quello che sono. E il modo, diciamo, è quello di, naturalmente, di sviluppare un'attività nostra, una larga attività nell'ANPI. Non solo, l'ANPI deve stare con tutte le altre organizzazioni partigiane, combattentistiche. Naturalmente alcune di queste che non hanno avuto la forza di fare la scelta dell'ANPI di aprirsi a quelli che non sono stati partigiani, perché naturalmente la natura poi faceva il suo corso, e stanno scomparendo. Ma non è scomparso, diciamo, il riferimento culturale ideale. Noi dobbiamo fare riferimento a quel riferimento ideale culturale di quelle associazioni, e dobbiamo rappresentare assieme agli altri un momento di unità del movimento democratico italiano ed europeo. Vi sono state in passato delle differenze. Vorrei dire, già Luigi Longo, Livia Ravera, Totò Di Benedetto e Finanzieri, Italiani e Moro, era un abisso, voglio dire, che era l'ideologia, il modo di pensare. Oggi questo abisso non c'è più. Non c'è più, allora bisogna uscire da tutti i settarismi che ci possono essere per costruire il fronte democratico più ampio, che va al di là del confine delle forze politiche, ma che deve unire anche le forze politiche democratiche. Noi abbiamo bisogno che l'ANPI abbia il massimo di apertura, che sappia rompere i vecchi schemi, quelli che non esistono più, che sappia promuovere nuove forme del pensiero democratico che ci possa vedere assieme. Poi possiamo pensarla diversamente e democraticamente entrare in competizione. Io credo che in primo luogo dobbiamo parlare alle nuove generazioni, che non hanno vissuto questa contrapposizione e non le capirebbero se noi le portassimo ancora avanti. È andata avanti in questi anni nella scuola un'iniziativa importante dell'ANPI. Abbiamo un accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e abbiamo sviluppato in tutta Italia una grande campagna per la memoria, per il ricordo all'interno delle scuole. Qua c'è presente Giovanna Rubello, lei è testimone di questa attività che abbiamo svolto nelle sue scuole, lei da preside, meritoria. Abbiamo portato Carla Nespolo che era felice rispetto a quella umanità e anche al lavoro per cui Giovanna ha lavorato, e merita questo encomio come lo meritano Favara, il suo sindaco di oggi, per la volontà che esprime e anche per il lavoro che i compagni di Favara sono stati
incapace di fare, quello di unire l'insieme del corpo docente di Favara tutto intero e di promuovere la settimana della memoria, di promuovere il ricordo di Marrone, di promuovere anche lo stesso giorno del ricordo, naturalmente parlando di quello che era successo e dicendo la verità della differenza, perché non si possono riformare la questione della Shoah, che è una cosa che ha interessato 6 milioni di persone, è una vicenda di confine che ha riguardato l'Italia e la Jugoslavia, che ha visto la mano pesante non solo contro le destre in Italia, ma anche contro gruppi di partigiani, perché il fratello di Pasolini, ricordo oggi il centenario, che militava nella brigata Osotto e che aveva qualche virgola da mettere sui documenti di Tito, venne massacrato con tutta la sua brigata dai partigiani di Nini e nessuno ne parla, per dire. Si dice che questo voglia essere strumentalizzato come un elemento di lotta alla sinistra, ma la sinistra o al comunismo, che mi pare che non esista e non ci sia pericolo che possa esistere. Ecco perché bisogna, al di fuori di tutti gli schemi, promuovere l'analisi storica e farla fare questa analisi alle nuove generazioni. Il lavoro che stiamo facendo in questi posti, che attraversa tutta la provincia, Sciacca, Nicata, e Vivona, e naturalmente Aragona, Agrigento città, deve essere continuato. Noi pensiamo che questo lavoro lo possiamo fare meglio, in maniera più organizzata, coinvolgendo il sindacato scuola della CGIL e se possibile anche i sindacati scuola delle altre organizzazioni sindacali, perché l'ANPE poi ha voluto nascere in provincia di Agrigento lavorando con la Cisola e con l'Urile. Naturalmente non è stato possibile poi tenerli per non so quali tipo di gelosie, che sono quelle che non hanno permesso alla CGIL di partecipare alla grande manifestazione che la CGIL ha promosso contro la guerra. Possiamo però dire che abbiamo trovato nella CGIL un punto di aiuto e di forza durante il periodo della gestione di Massimo, prezioso e prezioso ancora durante la gestione di Alfonso Buscemi. In questa direzione bisogna continuare, riaprire l'elemento della collaborazione, che deve diventare un po' come quello che c'è al regionale della CGIL e al nazionale, dove la CGIL è un vero fronte e considera l'Anpi come una parte della sua attività. Quindi ampliare la questione della riflessione, promuovere la memoria, promuovere la difesa della Costituzione, introdurre alcuni aspetti che riguardano il futuro, come il rispetto dei diritti, il rispetto del lavoro, la promozione delle libertà civili, di una politica di solidarietà e poi naturalmente della promozione di una politica per la rappresentanza. Vi sono avvenuti degli elementi come quelli del referendum sulla riduzione dei parlamentari che hanno in un certo senso messo in discussione il rapporto popolo-Parlamento, perché una cosa è un parlamentare di 100.000 abitanti, una cosa è un parlamentare ogni 250.000 abitanti. Una cosa sono 1.000 deputati sparsi nel territorio, una cosa sono 500. Una cosa è una legge che consente ai segretari dei partiti di eleggersi tutti i parlamentari con regole di corrente, una cosa è che invece li elegge il popolo sovrano. Noi siamo, se si vuole mettere in discussione la questione delle preferenze, lo si faccia, ma si facciano i collegi uninominali, perché in questo modo il rapporto diventerebbe diretto. Nel collegio uninominale il deputato, il senatore ha un collegio, 100-200.000 abitanti, ma a quelli deve rispondere. E noi vogliamo che il Parlamento ritorni a rispondere al popolo e che il popolo pretenda una risposta e pretenda di eleggere i parlamentari. Bisogna spiegarlo ai segretari nazionali dei partiti e bisogna spiegare anche a loro che un partito che si rispetti ha radici nel territorio, parla con la gente,
attraverso i parlamentari e attraverso l'organizzazione dei partiti. E questo si chiama esercizio della democrazia. Io naturalmente mi sono imposto, forse sto trasgredendo anche questo impegno ad essere breve, passo a noi, a parlare un po' della nostra provincia. Questi anni abbiamo fatto cose grandi, importanti. Pensate che abbiamo fatto diventare il 25 aprile circolare. Qua vedo Francesco Cacciatore, che saluto, che è il sindaco di Santo Stefano di Questina. Lo abbiamo portato a Santo Stefano, lo abbiamo portato a Lecata, abbiamo reso lì omaggio al partigiano Savarino, abbiamo portato la festa della Repubblica a Favara, abbiamo portato a Racalmuto il 25 aprile, abbiamo commemorato in manifestazioni importanti alla presenza dei gruppi dirigenti nazionali dell'ambito, Toti Berretto, Vittoria Giunti, parlando di lei di fronte ai giovani, abbiamo portato a Pistorici, abbiamo promosso in continuazione grandi manifestazioni. Voglio dire che in questi anni è cresciuto il nostro peso, però ci dobbiamo anche un po' guardare in faccia e dire la verità. La nostra è un'organizzazione itinerante che nasce in un comune con un'iniziativa, trova 15-20 persone che l'anno 21 o l'anno che viene poi magari possibilmente non si testano, dicono che sono ampi, nel frattempo si organizzano altre iniziative che si fanno, o si fanno le iniziative anche in quei comuni, per cui tutti i comuni della nostra provincia sono stati toccati dalla nostra presenza, però ancora non ci siamo, non c'è un'organizzazione. Non c'è un'organizzazione ordinata. Io mi sono irritato di fronte a una bravissima compagna dell'Armea Nazionale, Argentone, che mi aveva scritto una lettera dicendo mettete ordine nel vostro disordine. Mi sono arrabbiato fino a un certo punto, però capisco che noi dobbiamo aggiustare il tiro. Abbiamo bisogno di un gruppo dirigente che sappia sapere organizzare l'ANPI, dargli una struttura che sia solida, che abbia quello che faccia il bilancio, che ci sia una condivisione delle spese, perché io non sono convinto che se non ci sono più io alla fine non ci sarà chi paga e quindi ci sarà un problema, si aprirebbe un problema e dobbiamo diventare una forza organizzata. Io credo che ci sia una riflessione che vale per noi, che è particolare per la provincia di Agrigento, dove ci sono tutte le possibilità perché nasca una grande ANPI di massa e un'ANPI che conta nel dibattito politico. Io sono perché i nostri circoli diventano dei centri di dibattito politico, di promozione culturale, dove si presentano i libri, dove si parla della storia, dove si organizzano le battaglie, organi di promozione, di riflessione, di battaglia politica. E però per questo dobbiamo stare sul territorio in maniera organizzata, dobbiamo avere dei centri organizzativi anche provinciali che possano essere organizzati. Sono convinto che per questa vicenda nostra è un po', e questo ci servirebbe anche avere un migliore orientamento perché da noi c'è tutto, c'è il settarismo più frenato e l'aperturismo, di cui parlavo io. Bisogna che riusciamo a darci una linea che possa essere valida per tutti, perché discussa sempre da tutti all'interno delle nostre sezioni. Noi in questo periodo abbiamo promosso, dicevo, cose importanti, abbiamo recuperato degli elementi della storia della nostra provincia, storia fatta nei campi di battaglia, con un insieme di iniziative che hanno attraversato molti dei comuni della provincia di Agrigento, che hanno riportato alla luce i partigiani che già erano conosciuti, i partigiani che non sono ancora conosciuti, che hanno cominciato a fare una discussione che è fondamentale su quello che era l'antifascismo, perché
Se la Costituzione è una specie di sinfonia tra norme, il preludio e nelle botteghe artigianali dove Pippo Montalbano discuteva e faceva l'antifascista, che si organizzava a Cavalmuto con il Romano, che si organizzava ad Agrigento in un'altra maniera, dentro lì nasce l'antifascismo e nasce la voglia poi di combattere. Noi dobbiamo recuperare questo aspetto dell'antifascismo, parlare dei confinati, di quello che hanno fatto, parlare anche di quei militari che si sono rifiutati di scendere con la Repubblica di Salò e hanno affrontato il Ladare, 600.000 persone. Se fossero entrate in guerra forse cambiavano la storia. Quindi abbiamo bisogno anche di riflettere su tutte queste cose e continuare l'iniziativa che abbiamo fatto in questi anni. Io non posso non citare alcuni contributi fondamentali che sono si espressi, parlavo di quelli di Favara, parlavo del libro di Pasquale Cara, qualcosa dei libri di Gero Castronovo, non l'ultimo, non apprezzato completamente neanche dall'ambito di Favara. Voglio parlare qui di un altro libro sulla montagna, un po' sulla lotta partigiana in genere, che viene portato avanti dal compagno Eugenio Giannone, che ha fatto non solo un grande lavoro di organizzatore, in quel caso ordinato della zona della montagna, ma anche un lavoro di ricerca, con la produzione di un elaborato importante a cui ho fatto la prefazione, che mi è messo qua. Io penso che verrà messo in distribuzione a quelli che lo vorranno e sarebbe bene che si desse anche un contributo per la stampa, naturalmente, perché è giusto che sia giusto così. Sono venuti fuori nomi importanti, la vicenda di Macrone che ha portato a inserirlo nel novero dei giusti, il ruolo di Benedetto, di cui parlava Giannino, lui ne ha parlato dal punto di vista storico. Io ho vissuto questo rapporto dal punto di vista umano, ho apprezzato l'ironia, la grandezza dell'intellettuale, il poeta, lo scrittore, il personaggio che era in grado di costruire attorno a sé una grande fiducia. Sabina e Cingio in Perugia, la loro generosità. Chi non ricorda il libro di Grau, che è arrivata lì, questo piatto di pasta lo fece impazzire, un po' somiglia al piatto di pasta che un Boccalutri diede di prima mattina a Vittorini, che per questo piatto di pasta gli rimase grave, ma Boccalutri era anche qualcosa di più, era un pavarese, e anche lui è uno di questi grandi, e Gildo Moncada, che ha fatto la resistenza, pagato col proprio corpo, rimanendo mutilato, e ha continuato a servire fino alla fine e a organizzare l'ANPI nella provincia di Agrigento, perché se di Benedetto certamente era il capo indiscusso, la figura ieratica di cui tutti avevano rispetto, Gildo era le ossa di questa organizzazione. Io credo che bisogna anche riflettere, tocca a noi all'ANPI, le figure storiche del movimento operaio, del movimento contadino. Io penso a Scapurro, alla Lauricella, alle lotte per la divisione dei prodotti, alla lotta contro la mafia, alle battaglie sulla terra, che hanno portato poi a dare un impulso al movimento contadino e alla democrazia italiana. Si tratta di personaggi che rischiano di cadere nel dimenticatoio. Ci sono qua naturalmente a Raffaele, io un occhio a Michelangelo La Rocca, grande dirigente sindacale, a Mariano Burgio, dirigente contadino. Penso chi si ricorda del Lillo in Quanta, a Fabio Montecaro, di Angelo Scopellini, di Totò Marchese, dirigenti della CGL, di Felice Caracappa, militante, attivo 24 ore su 24 ore, difensore della democrazia e del Partito Comunista, Nino Messina, costruttore della cooperazione
nella provincia di Agrigento, Ciccio Sottile credo che sia ancora vivo, grande organizzazione, penso a Stefano Marretta, e penso anche Tortorici, Santo Tortorici di Pontalbano, scomparso in questi anni, anche lui antifascista della Pianola, sindaco per tantissimi anni, una speranza per il suo territorio come lo furono Totò di Benedetto, come lo è stato Santo Tortorici, come lo è stato lui per San Luca di Sicilia, fino in Giappone e anche ai giovani. Io penso a Jacopo, a cui ho voluto bene, che è stato uno dei promotori della costruzione di una forte gioventù nella provincia di Agrigento. Un grande sindaco che ha permesso una ripresa del lavoro, la sua cultura, la sua intelligenza, quello che ha dato in questi anni. Ebbene, sono esempi grandi, importanti, che dobbiamo tenere nel cuore